Firenze, 2 uomini si sparano sulle scale condominiali, entrambi feriti. Voto in Francia, successo di Mélenchon, Macron avanti di un soffio, maggioranza a rischio. Sport, calcio, Palermo-Padova finisce 1-0, i rosanero tornano in B, decide Brunori. Questo ed altro nel prossimo appuntamento con la redazione. Da Autosalone Bellani, ampia scelta di usati chilometri zero. Renault Twingo Shenzhen, dicembre 2017, 51.000 km azzurro. Clima, cruise control, radio compresa USB, supporto smartphone, guidabile da neopatentati, 9.400 euro. Toyota iGo 1000 VVT iX Play, cambio automatico, anno 2016, 40.000 km, clima automatico, radio touch con ingressi digitali, Bluetooth, telecamera posteriore, guidabile da neopatentati, 10.900 euro. Audi Q3 2000 TDI 150 cavalli 4 Sport S-Line, anno 2017, 94.000 km, bianco, clima B-Zone, Mimi, navigatore, pacchetto S-Line, sensore luce pioggia, cerchi da 18, 24.900 euro. Volkswagen Passat All Track Variant 2000 TDI 190 cavalli 4Motion DSG, anno 2017, 99.000 km, colore bianco perla, clima 3 zone, navigatore Discover Media, Bluetooth, cruise control adattativo, gancio traino, sensori anteriori e posteriori, 24.800 euro. Fiat 500L 1.3 Multijet 95 cavalli Popstar, anno 2017, 81.000 km, argento, clima Unconnect 5 pollici, Bluetooth, cruise control, guidabile da neopatentati, 12.800 euro. Nissan Qashqai 1.500 DCI Accent, anno 2015, 51.000 km, grigio, clima automatico, cruise control, radio con ingressi digitali, Bluetooth, luci diurne a LED, 15.800 euro. Audi Q5 2000 TDI 163 cavalli S-Tronic 4, anno 2019, 100.000 km, nero, clima automatico, sensori di parcheggio, cerchi in lega da 19, Mimi con navigazione, Bluetooth, cruise control, 34.900 euro. Visita il nostro sito autosalonebellani.it o seguici su Facebook. Siamo a Feltre, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Calore intelligente. Risparmio con la tecnologia di combustione del legno. Calore naturale. Grazie all'energia rinnovabile. Calor Casa. Scopri l'intera gamma online delle stufe a legna, pellet e ibride dei migliori marchi. Oppure vieni nel nostro showroom per una esperta consulenza e scopri le agevolazioni e gli incentivi fiscali. In via Feltre 35 a Santa Giustina su calorcasa.it. Radio Più. Radio Più. Sono le 8:01. Un saluto dalla redazione. I referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,7%. Il sì avanti in tutti e 5 i quesiti. L'affluenza per le elezioni comunali è stata invece del 54,7%. Lo spoglio inizia oggi alle 14. Gli exit poll danno Genova e Palermo al centro-destra unito, al ballottaggio Parma, Verona, Catanzaro e L'Aquila, con il centro-sinistra in testa nelle prime 2 città. Le assenze dei presidenti di seggio a Palermo. La procura valuta i reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di atti d'ufficio. I cittadini hanno respinto la propaganda e scelto le riforme. Così la senatrice del Partito Democratico Anna Rossomando, commentando i primi risultati dei referendum sulla giustizia nella sede del partito al Nazareno a Roma. Possiamo dire con certezza, anche se il dato al millimetro non è ancora certo e consolidato, che i cittadini hanno scelto le riforme e hanno scelto le riforme giuste e hanno respinto la strumentalizzazione propagandistica che era stata proposta da chi aveva promosso i referendum, che non dimentichiamoci sono stati promossi, le firme sono state raccolte mentre si stavano facendo le riforme. La cronaca: sparatoria all'interno di un palazzo a Firenze. 2 uomini, uno di 72 anni, l'altro di 52, hanno esploso colpi di arma da fuoco l'uno contro l'altro. Entrambi sono ricoverati ora all'ospedale Careggi, uno in gravi condizioni in prognosi riservata. Come ricostruito dai carabinieri che seguono le indagini, tutto sarebbe avvenuto sulle scale condominiali dopo una lite.
Andiamo all'estero, bisognerà attendere il secondo turno delle legislative in programma domenica in Francia per sapere se Emmanuel Macron potrà mantenere la maggioranza assoluta dopo che ieri al primo turno la sua coalizione Ensemble ha ottenuto il 25,75% dei voti. Solo lo 0,09% in più dell'alleanza di sinistra raccolta intorno a Jean-Luc Mélenchon. L'astensione ha raggiunto un nuovo record storico attestandosi al 52,49%. Calcio, dopo 3 anni dal fallimento il Palermo torna in Serie B, la squadra di Baldini vince anche la finale di ritorno dei playoff DC battendo sempre 1-0 al Barbera il Padova ed è l'ultima squadra promossa nella serie cadetta. I rosanero giocano bene, creano tanto e segnano grazie a un calcio di rigore di Brunori al 25esimo, nella ripresa la svolta del match con l'espulsione di Ronaldo al 56esimo. Andiamo a sentire allora le parole del tecnico palermitano Silvio Baldini. Come i monaci hanno la preghiera, loro devono avere il campo, l'allenamento. Io sapevo che questa sera era scritta, era segnata, infatti ero tranquillissimo, ero sereno, pur avendo l'adrenalina, sapendo sempre che il diavolo ti può fare un brutto scherzo, ma io ero pronto anche a brutto scherzo, non avrei avuto paura di quello che fosse successo. La cosa che a me mi fa piacere è vedere la gioia di un popolo, perché i palermitani hanno vinto loro, in 4 partite sono quasi in 150.000 persone allo stadio. Ed è tutto, restate con noi. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. 5 minuti e 14 secondi dopo le 8, buongiorno, ben ritrovati. L'apertura di entrambi i quotidiani, Corriere delle Alpi e Gazzettino, dedicata alle elezioni. Gazzettino, quorum battuto, eletti i primi 4 sindaci. Supera lo sbarramento anche Fonzaso in bilico fino all'ultima scheda. 3 sindaci hanno stappato le bottiglie a votazioni ancora in corso, Acesio Maggiore, Tambre e Rivamonte. La soglia del 40% dei votanti era stata superata prima delle 23. Eppure, con la prudenza dettata dalla necessità che metà delle schede siano voti validi, in molti si sono lasciati andare. Nonostante l'ufficialità, ovviamente, ci sarà solo oggi grande prudenza a Fonzaso. A notte fonda mancava ancora il numero di elettori. Mancava un seggio rendendo impossibile il conteggio esatto dei partecipanti alla consultazione. Gli ultimi conteggi parlano del 43%, margine di sicurezza quindi sufficiente. Nel caso in cui il comune, che aveva un solo candidato sindaco in corsa, non fosse riuscito a superare la soglia del 40%, sarebbe arrivato il commissario e sarebbe stato necessario attendere la prossima tornata. Oggi l'esito per altri 8 comuni. A Cortina l'affluenza è da record. Belluno, Feltre, Cortina Auronzo, ma anche Soberzene, San Gregorio, Lamon e Falcade. Alle 14 inizia lo spoglio che incoronerà il nuovo sindaco, decreterà, nel caso di Feltre e Belluno, la necessità del secondo turno. La sfida accesa ha spinto l'affluenza a Cortina. Corriere delle Alpi. Cesio, Fonzaso, Rivamonte e Tambre, i primi sindaci possono già brindare. I 4 comuni dove si presentava un solo candidato hanno superato tutti il quorum del 40% dei votanti. Verdetti chiusi nell'urna, la mattina più lunga degli aspiranti a sindaco. L'attesa. Giochi fatti, ma chiusi nell'urna. È una mattina in cui si incrociano ansie e scaramanzie. Per i candidati sindaco che dopo un'estenuante campagna elettorale ieri si sono concessi una giornata di semiriposo a Belluno, a Feltre, a Cortina. Nel capoluogo, Lucia Levotto in realtà è andata in studio a lavorare per qualche ora ed ha incontrato alcune persone sempre per lavoro
prima di riuscire ad andare a casa e riposarsi un po' verso sera. Lavoro che la attende anche questa mattina, ma nel pomeriggio seguirà lo spoglio nella sua sede elettorale di Piazza Piloni. Giuseppe Vignato ieri si è diviso tra giardinaggio e lettura. Una sirena a settembre di Maurizio De Giovanni oggi dovrà continuare a sistemare il giardino, dopodiché incontrerà il figlio e il nipotino e nel pomeriggio seguirà lo spoglio prima da casa e poi dalla sede di via Matteotti. Riposo e famiglia per Oscar De Pellegrin, che ieri si è dedicato a piccole incombenze e oggi trascorrerà il pomeriggio di attesa all'ascolteria di via Cavour. A Feltre Paolo Serrangeli, candidato della Fantalista, ha fatto un giro in mattinata a verificare l'affluenza dei seggi. A Diszatta, molto mattiniero, dopo l'apertura del voto alle 7 si è presentato alle scuole di Mugnai con la tessera elettorale. Domenica dedicata agli affetti familiari per Viviana Fusaro, colpita nei giorni scorsi da un lutto. L'ex preside si è presentata alle 9:30 al Colotti per votare. A Cortina tutti e 4 i candidati si sono recati alle urne nel corso della mattinata. E poi si è votato anche a Falcade, anche qui si attende di conoscere l'esito del voto. Candidato a sindaco Mauro Salvaterra, Axel De Pellegrin. Nuovo sindaco dunque a Rivamonte e a Gordino. Il servizio è di Gianni Santomaso, Corriere delle Alpi. Nino Deon è stato confermato sindaco di Rivamonte. Il quorum fissato dal governo al 40%, senza contare gli iscritti AIRE, è stato raggiunto poco dopo le 19 di ieri sera. Un risultato non scontato per la compagine di Insieme a Riva dopo le polemiche interne che hanno caratterizzato gli ultimi 3 anni di mandato. Gli elettori hanno tuttavia premiato il ricco elenco di opere realizzate, appaltate e finanziate che Deon e Company hanno presentato sul programma elettorale. Il lavoro fatto in questi anni è stato impegnativo, ha detto il sindaco. I soldi non arrivano per caso, ma arrivano perché ci si dà da fare, perché si dimostra che vengono investiti nel modo corretto. Noi lo abbiamo fatto bene con i nostri assessori e con i nostri uffici. Abbiamo fatto un buon risultato. Deon non aveva preso in considerazione l'idea di fare una lista civetta. Quando abbiamo capito che il quorum era al 40%, dice Deon, non abbiamo avuto dubbi sulla lista unica. Fare la civetta non sarebbe stato molto democratico. Per Deon, reduce da alcuni problemi di salute, inizia dunque una nuova legislatura. Ci serviranno 2-3 anni per concretizzare tutto quello che abbiamo messo in piedi. Conclude, l'altro grande obiettivo è quello di far partire Valle Imperina. Entro quest'estate dobbiamo riuscire a completare i lavori in modo da dare in gestione l'ex sito minerario per l'estate 2023. Se alle 19 a Rivamonte aveva votato il 39,25%, a Falcade invece, dove la sfida è fra la lista di Mauro Salvaterra e quella civetta di Axel De Pellegrini, solo il 28,95% si era recato alle urne. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Marito e moglie travolti sulla Feltrina è il titolo di centropagina del Gazzettino. 2 morti e 3 feriti in pochi chilometri. A Sarzan coppia in moto urta un camper, straziati da un secondo mezzo. Una lunga scia di sangue ieri sulle strade del Feltrino in una domenica di incidenti e tragedie che hanno mandato in tilt la fragile viabilità. Il bilancio è di 2 morti e 3 feriti in 3 schianti con moto coinvolte, avvenuto in rapida successione a partire dalle 15 di ieri pomeriggio, e la Feltrina chiusa per 2 ore. A perdere la vita una coppia trevigiana di Vidor, Luca Carrer, 55 anni, e la compagna Patrizia Bisol, di 57. Erano insieme sulla moto condotta da lui ed erano diretti a Pedavena quando si sono schiantati a Sanzan contro un camper e successivamente sono stati travolti da un altro camper che arrivava dalla corsia opposta. Poco dopo il secondo schianto sulla provinciale 1 bis a Correra di Quero Vas, dove era stato deviato il traffico dopo il blocco della Feltrina. Moto contro auto, marito e moglie vicentini ricoverati in ospedale. Infine in Val Canzoi un altro incidente, sempre con una moto coinvolta. Corriere delle Alpi titola: in moto tampona un camper, cadono, muoiono investiti da un altro caravan marito e moglie di Vidor. Perdono la vita sulla Feltrina a Sanzan, inutili i tentativi dei sanitari arrivati con l'eliambulanza
Lo schianto in sinistra Piave, 2 i Centauri che rimangono feriti. Sulla 1 bis già intasata per le ripercussioni dell'incidente sulla Feltrina, bloccata 1 ora e mezza per un secondo incidente con una moto coinvolta, avvenuto alla stessa altezza di quello costato la vita ai 2 Centauri trevigiani, ma sull'altra sponda del Piave. A Caorera, appena una ventina di minuti dopo la riapertura della Feltrina, lo scontro ha coinvolto una Ducati multistrada, con in sella una coppia bassanese e una Volvo V40 con a bordo un ragazzo e una ragazza Feltrini. Cosa sia successo lo stanno verificando gli agenti della stradale di Feltre. La moto è entrata violentemente in collisione con la fiancata sinistra dell'auto. Ad avere la peggio sono stati i 2 Centauri. Si terranno oggi ad Agordo alle 15 i funerali di Maurizio Trevisan. Agordo e lo stabilimento Luxottica sono in lutto per la scomparsa di un capo storico della finitura. Domani l'ultimo saluto a Marzio Darold. Roberto Bona. Belluno. Saranno celebrate martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cavarzano le esequie di Marzio Darold, 61 anni, spentosi sabato mattina dopo breve degenza ospedaliera al San Martino di Belluno. Titolare dell'agenzia viaggi Nevegal Tour, Marzio Darold era molto conosciuto in ambito sportivo per essere stato giocatore, presidente e segretario del Cavarzano Calcio. Ritorniamo sulla prima pagina del Gazzettino. L'allarme, polizia, sindacati preoccupati, siamo in pochi, nessun potenziamento estivo per i comandi di polizia in provincia. Aspettiamoci una difficilissima stagione estiva. È il commento di Albino Rossa, segretario generale provinciale del SIULP. Non arriveranno agenti a rinforzare le fila della Polizia di Stato né a Belluno né a Cortina. Benvengano tutte le iniziative che consentono di implementare la prevenzione, dice il SIULP, ma è necessario che ci sia un apparato in grado di offrire una pronta risposta dello Stato. È la conclusione del SIULP di Belluno, conclusione affidata ad Albino Rossa. Belluno. Recentemente è stato annunciato l'avvio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Cortina d'Ampezzo del servizio di pattugliamento dei sentieri e delle piste ciclopedonali attraverso le e-bike, condotte da operatori di polizia specializzati, una particolare forma di controllo del territorio che non è inedita, in quanto proposta per la prima volta nel 2019 e che, come spesso accade per i servizi di prossimità, ha dato positivi riscontri in termini di prevenzione dei reati. Oggi come allora, dice il SIULP di Belluno, intendiamo porre in evidenza come queste iniziative non siano comunque in grado di sopperire alla cronica carenza di personale che affligge alcuni uffici di polizia in provincia e degli effetti che questi deficit hanno sotto i profili della sicurezza e dell'ordine pubblico e adesso, come mai in passato, sul regolare deflusso veicolare della viabilità ordinaria, stante la grave condizione di risorse umane in cui versa la polizia stradale. Corriere delle Alpi, Romeo Bristot non ce l'ha fatta, muore il giorno dopo la caduta dalla scala. È morto Romeo Bristot, l'anziano di 79 anni di Sopracroda, caduto dalla scala venerdì pomeriggio. Fatale il trauma cranico riportato mentre stava effettuando una serie di lavori in casa. Romeo Bristot viveva a Sopracroda con la famiglia ed era molto conosciuto e stimato. L'ultimo saluto al 79enne è previsto per mercoledì alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Cavarzano, poi la salma procederà per la cremazione. Pranti la moglie Rita e i figli Giovanni e Tiziano. Centropagina del Corriere delle Alpi, l'Ulsuno, medici pendolari arrivano da mezza Italia. La carenza di personale costringe l'Ulsuno Dolomiti a ricorrere sempre più alle convenzioni con altri ospedali per riuscire a coprire i turni nei reparti. Ne esistono di 2 tipi, spiega la DG Carraro: attive, attraverso le quali siamo noi a dare una mano ad altre ULSS, e passive, con le quali siamo noi a chiedere aiuto
agli altri. La 19ª pagina è invece dedicata al turismo, al boom di stranieri, weekend estivi da tutto esaurito nei rifugi bellunesi. Monti del Carducci, ho posto solo durante la settimana, fiorentini, gli italiani rischiano di non trovare letti liberi, assalto primaverile alle Tre Cime, pronto un vademecum per turisti. Lunghe code per salire e casello aperto già dal 1 giugno, consigliamo agli avventori di arrivare prima delle 7 del mattino. Gazzettino, prima pagina, Auronzo carbonizzato all'ex miniera, oggi il test, un luogo maledetto quello in località Argentiera, tra Auronzo e Misurina all'ex miniera, già in passato si consumarono tragedie finite nelle cronache, un vicentino trovato morto nella sua auto, un residente locale colpito da infarto, un altro folgorato lì, ha scelto di parcheggiare il camper, la persona ritrovata carbonizzata nel veicolo andato a fuoco sabato mattina. Tutto lascia pensare si tratti di Luca Bianco, 57enne ex professore veneziano, oggi il test del DNA. Corriere delle Alpi, oggi ritorna l'appuntamento con Vivere l'Agordino, lo speciale del lunedì di Gianni Santomaso, Giovanni il Moldavo con il cuore Fodom, qui mi sento come in famiglia. Arrivato da Mosca nel 2003, sta per iniziare la stagione al Despari, il mio sogno, un furgone da street food con prodotti siciliani. Questo è il personaggio che racconta quest'oggi Gianni Santomaso nella pagina dedicata a Vivere l'Agordino. 200 alpini sul Visentin, in festa alla sezione di Belluno, domenica tutta alpina quella di ieri, in attesa del 6° raduno a fine settimana della Brigata Cadore. Le penne nere della sezione di Belluno si sono incontrate ai 1763 metri di Col Visentin, quelle feltrine a Cima Grappa 1775, per rendere omaggio alla staffetta della sezione di Valdobbiadene organizzata in occasione del centenario, conclusa all'Isola dei Morti sul Piave, dove nel pomeriggio è scesa anche la delegazione di Belluno accompagnata dal presidente Lino De Pra. Saint-Jean-de-Luz, Pirenei francesi. È iniziata come meglio non poteva l'avventura dei bellunesi Simone Scarella e Stefano Fratta al Grand Raid Mountain Bike Traspir Coast to Coast 2022. I due mountain bikers dello Spiqui Team, assistiti da Mauro Zulian e Francesco Stocchero, hanno realizzato il miglior tempo di categoria Master Over 80 e conquistato la maglia di leader al termine della prima delle 7 tappe che dall'Oceano Atlantico li porteranno sul Mar Mediterraneo. La Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, di 80 km, 2.300 metri di dislivello positivo, 2.125 metri di dislivello negativo. Lunedì, seconda tappa da Saint-Jean-de-Port a Oloron-Saint-Marie, 90 km, con dislivello positivo di 2.700 metri e dislivello negativo di 2.655. Da Belluno per Radio Più, Roberto Bona. Sul Gazzettino, referendum flop previsto, c'è chi ha rifiutato la scheda. Non è servito aspettare le 23 per capire che i 5 referendum sulla giustizia non avevano ottenuto il quorum del 50% più 1 dei votanti. E a dire il vero era ormai chiaro da tempo, cioè ben prima che le urne si aprissero ieri mattina, che essi non sarebbero stati in grado di smuovere gli elettori necessari per rendere la consultazione referendaria utile. Già nelle scorse settimane ed ancor di più negli ultimi giorni, quando il quorum aveva cominciato ad apparire davvero un'illusione, anche i partiti avevano tolto le bandierine dai quesiti, segno evidente che nessuno voleva che il proprio nome venisse associato a quello di un fallimento, ed anche la poca visibilità su giornali e televisioni, i cui dibattiti erano occupati da altri temi, aveva fatto capire che per i proponenti 5 quesiti referendari riuscire a portare al voto gli elettori necessari sarebbe stata una impresa.
in provincia di Belluno non è andata diversamente. Corriere delle Alpi, Feltre, nuovo parroco sull'altopiano, dalla Puglia arriva Don Ivon. Il missionario è stato compagno di studi del vescovo Renato Marangoni. Don Giorgio Resi si concentrerà sulla attività di insegnante al Lollino di Belluno. Qualità dell'acqua in Val Canzoi, certificata con gli assaggi. Gruppi naturalistici hanno verificato le caratteristiche delle sorgenti, sollecitati interventi per uniformare la segnaletica per gli escursionisti. E ancora sul Corriere delle Alpi quest'oggi non mancano le pagine dedicate al campionato gordino di calcio. Sagra del gol al debutto, Voltago ad altissimo voltaggio, fulminato l'irriducibile Le Ville, gli ospiti vanno in vantaggio, poi subiscono il ritorno dei campioni in carica. Voltago batte Le Ville 3-2. Il Fodom sbatte sui pali e sui guantoni di Scola, un canale comunque roccioso strappa al pari. Al Maracanal finisce a reti bianche tra Canale e Fodom 0-0. Il Taibon bussa per 3 volte, Vallada paga con la rosa stretta. La formazione ospite passa con Fontanive e poi patisce l'assenza dei rincalzi. Cancel, meglio la ripresa, però ci ha aiutate anche il calo degli avversari. Il Taibon ha battuto il Vallada 3-1. 2009 Odissea a Gosaldo, la partita è un film horror per la formazione ospite, triplette per Masocche e Marcon. Gosaldo batte Agordo 2009 9-0. Tutto questo sul Corriere delle Alpi. Ricordo nel pomeriggio lo speciale di Marco Gaz da 80° minuto. Belluno. Ripartono domani le corse stagionali di Dolomiti Bus, i collegamenti con Jesolo e le località balneari dell'Alto Adriatico servite dalla linea mare e il bus Auronzo-Misurina-Tre Cime. Saranno attivi per tutta l'estate fino al 4 settembre le corse per il mare e almeno fino all'11 settembre quelle per le Tre Cime. Un servizio per i turisti e per il territorio, spiega il presidente di Dolomiti Bus, Andrea Biasiotto. Eddie Gaspari, il nuovo presidente della Croce Verde Valbiois, Murer in segreteria. Dal sito internet di Radio Più, Eddie Gaspari succede a Stefano Murer, è il nuovo presidente della Croce Verde Valbiois. Alla vicepresidenza Giovanni Ferrini, che con oggi ha concluso il mandato amministrativo in comune con il sindaco Michele Costa. Stefano Murer è nella segreteria con Patrizio De Toffol, tesoriere Isabel Ganz, organo di controllo Nicola Serafini, Annarita Comina, Ottavina Ronchi, responsabili ai mezzi Moreno Cadorin ed Elia De Stefano, Murer e Daniela Scola. Elia De Pellegrin, responsabile turni servizi Isabel Ganz e Sabrina Tomasini Malatesta, dei tesseramenti Stefano Murer e Daniela Scola, dei corsi di aggiornamento Sabrina Tomasini Malatesta e Paolo Nardi. Rapporti con il coordinamento Gordino Zoldano saranno tenuti dal presidente Di Gaspari con Stefano Murer, il dottor Riccardo Mentasti è il responsabile sanitario. Credo valga la pena ricordare anche un dato importante: il numero degli interventi nel 2021, 37.586 sono i chilometri percorsi, 10.000 in più di un anno fa e di 2 anni fa, 7.412 i chilometri percorsi non per la ULSS, 30.174 i chilometri per la ULSS. Il numero viaggi 559 nel 21, 473 nel 20, 569 nel 2019. Grazie per il cortese ascolto, ci risentiamo domani